Cari telespettatori, rieccoci qui, Natale con noi, la nostra trasmissione natalizia che vi tiene compagnia il giorno di Natale e poi per tutte le feste a più riprese. Continuano a susseguirsi gli ospiti qui nel nostro studio di Vittorio Veneto e io do subito il benvenuto al Vescovo di Vittorio Veneto, Monsignor Corrado Pizziolo. Benvenuto, ben trovato. Grazie, bentrovati e saluto tutti quanti voi e spettatori e auguro buon Natale. Allora, io le auguro anch'io ovviamente buon Natale, ma le auguro anche buon compleanno in ritardo perché lei compie gli anni il 23 di dicembre. Allora, posso chiederle, poi parleremo anche di cose serie ovviamente, per un sacerdote il periodo di Natale è il periodo forse uno dei più intensi dell'anno. Compiere gli anni 2 giorni prima di Natale, lei riesce a festeggiare oppure preso dalle celebrazioni natalizie ogni anno è un problema? Ma è dipeso molto dalle età della vita. Quando ero piccolo, ero in seminario, il 23 di dicembre si andava a casa e quindi il mio compleanno passava praticamente inosservato. Tutti desideravano andare a casa e non mi tiravano le orecchie perché era terribile passare per un tiraggio di orecchie da parte di tutti i compagni. Alla fine venivi fuori con le orecchie indolenzite, non c'erano regali, c'era il tirare le orecchie. Quindi per tutti quegli anni io me la scampavo. Poi quando sono diventato prete diventava più problematico. Ero cappellano e erano giorni di intensi di confessioni, quindi anche allora il compleanno passava in seconda battuta e così per tanti anni. Poi quando sono stato educatore in seminario le cose erano già diverse, il 23 era una giornata di auguri, di incontri e così adesso anche da vescovo, visto che non sono così impegnato nelle confessioni, il 23 è una giornata ancora di più di rispondere ad auguri, a WhatsApp, SMS, mail di auguri. Ecco, da un lato fa piacere, da un lato è un impegno anche questo. Un impegno gravoso, insomma. Notevole, ecco. Simpatico però, dai. Ecco, oggi invece dovrà rispondere anche agli auguri di Natale, quindi insomma le rubiamo un po' di tempo. Ecco. Sì, volentieri. Allora, posto che comunque abbiamo già avuto modo di sentire le sue omelie nella messa della notte, nella messa del giorno, oggi con lei, Eccellenza, vogliamo così tracciare un bilancio di quello che è stato il 2021, un anno torniamo a ripeterlo, molto difficile, un anno particolare. Se dovesse tracciare un bilancio per lei, com'è stato questo 2021? È stato un anno molto pieno di impegni e anche direi molto bello, molto fecondo, pur nella difficoltà che tutti abbiamo presente. Iniziato nei primi mesi con un blocco abbastanza, come ricordate, no? Eravamo in un momento anche molto difficile, c'è stata una grande diffusione del virus, abbiamo avuto anche dei preti che sono morti, un padre Don Francesco Toffoli, parroco emerito di Ponte della Priula, e poi un altro prete dei Giuseppini, e molti altri preti che sono stati colpiti molto duramente, direi, dal virus. Grazie al cielo però senza altri morti, abbiamo avuto questi due che ho citato. Però un po' alla volta il peggio sembrava passato e ho ripreso ad esempio quel giro per le unità pastorali che avevo iniziato a metà di ottobre e avevo forzatamente sospeso verso i primi di dicembre, e sono stati mesi molto intensi, mesi di febbraio, marzo, aprile, via, fino a metà di luglio. Ho fatto il giro delle foranie delle unità pastorali, breve ma molto bello, molto significativo, molto apprezzato dai preti e dalle persone che incontravo, un giro che non ha appesantito la vita delle parrocchie perché non c'era
non c'era niente da preparare se non questi momenti di incontro, che erano momenti di condivisione, momenti di incoraggiamento reciproco, in cui proprio, come ho scritto anche nella lettera che ho mandato poi a settembre, sia i fedeli che il pastore si sono sostenuti vicendevolmente, anche in maniera direi molto positiva, molto bella. Ecco, e poi abbiamo vissuto con molta intensità anche i due appuntamenti della formazione permanente dei preti a giugno, quando abbiamo spostato a giugno rispetto a date precedenti le 3 giorni e mezzo residenziali dei preti, facendole in un periodo che sembrava più propizio, e così è stato. E poi mi sono preparato ho deciso proprio in quel periodo lì di andare a visitare Don Marco d'Almagro in Brasile, e anche questo è stata un'esperienza molto, molto intensa, molto bella e credo proprio desiderata e opportuna. E così via, poi la preparazione insieme con gli uffici pastorali del piano pastorale e del progetto del nuovo anno, con la lettera pastorale, molto influenzati e molto condizionati anche da quanto il Papa ci aveva lanciato come impegno, quel cammino sinodale che abbiamo recepito e che stiamo vivendo. Quindi direi un cammino, un anno molto, molto intenso, segnato da una parte da quell'impegno di far sì che la rete non si laceri, non si spezzi, quella rete costituita dalle relazioni della comunità, delle nostre comunità, e dall'altro quello di continuare questo impegno a mantenere sani e solidi le relazioni, ma camminando insieme. Ecco l'impegno per quest'anno: camminare insieme, ognuno col proprio dono, che indica, evidentemente risente del cammino sinodale che stiamo svolgendo, Ecco, e poi contemporaneamente anche la preoccupazione di rinnovare gli organismi di partecipazione, i consigli pastorali parrocchiali, i consigli dell'unità pastorale, le equip, il consiglio pastorale diocesano, il consiglio presbiterale e così via, tutti questi organismi di partecipazione che fanno, diciamo, e sostengono la vita delle nostre comunità. E questo impegno si è intrecciato con l'impegno sinodale, direi provvidenzialmente, perché l'impegno a riflettere sul camminare insieme ci sostiene anche nel rinnovare questi organismi che servono proprio a camminare insieme. Ecco, quindi direi un anno molto, molto ricco, per certi aspetti anche convulso, guardando tutti gli avvenimenti. Però indubbiamente un anno che nella fatica e nella prova che stiamo vivendo, spero lasci dei segni positivi e dei frutti positivi per tutti. Lei ha parlato della fatica e della prova che stiamo vivendo. Ovviamente la pandemia, che pensavamo, probabilmente se andiamo a rivedere i messaggi dell'anno scorso, pensavamo insomma di vedere la luce in fondo al tunnel, invece per tutto quest'anno con alti e bassi ci ha tenuto, ahimè, compagnia. La pandemia sta caratterizzando questi mesi e continuerà a farlo anche nel corso del 2022. Ecco, Eccellenza, credo che, anzi senza credo, questa pandemia sta creando anche delle divisioni sociali, delle lacerazioni, diciamo, a livello di popolazione, ma anche all'interno dei fedeli. Credo che sia così. Novax, Sivax, ognuno dice la sua. Come districarsi e come relazionarsi poi con le persone? Sì, questo della divisione che hai accennato è, direi, uno dei frutti sorprendenti e inaspettati. Io personalmente sono stato colto di sorpresa
di fronte a questo esito. Uno dei frutti, dico, inaspettati e negativi del Covid che stiamo vivendo. Di solito i mali non vengono mai da soli, ci accompagnano sempre, per fortuna anche nei momenti di prova e tribolazione ci sono tante cose positive, però ho osservato proprio spesso che le prove, le tribolazioni vengono sempre in compagnia e questa della divisione è una, ma io personalmente rispetto la paura, perché molte volte si tratta di paura, una paura che spesso, come tante paure, ha degli elementi di irrazionalità e di incapacità di vedere altri aspetti se non il proprio. Quindi quello che io ho sperimentato è proprio le posizioni rigide e assolutamente intangibili di chi, ad esempio, è contro il vaccino, è contro il Green Pass, eccetera. Io personalmente, l'ho anche scritto, ritengo che, data la situazione, ecco, ci siano non solo motivi plausibili, ma secondo me motivi doverosi per vaccinarsi e per mettere al sicuro se stessi e gli altri. Cosa risponderei a queste persone che magari contestano? Io risponderei: io rispetto la vostra paura e le vostre convinzioni, anche se non le condivido minimamente. Chiedo però rispetto anche per la paura e per le convinzioni di tante altre persone, che sono la maggioranza, che vedono in questo obiettivamente un rischio, un pericolo. E proprio per questo vi chiedo di rivedere le vostre posizioni. Non sono giunto e neanche potrei in questo momento, mancando norme governative e indicazioni da parte della Conferenza italiana, a sospendere ministri ordinati, catechisti, ministri della comunione o altro che fossero Novax. Chiedo però a loro di osservare in maniera molto rigorosa le precauzioni, le regole che abbiamo cominciato a osservare dal maggio del 2020 e che, da quanto ne capisco, non hanno prodotto rischio o aumento di contagi. In chiesa e in genere le gente sono molto disciplinate e osservano con molta rigorosità gli impegni. Ecco, io chiedo di osservare questo. C'è qualche caso in cui, ad esempio, proprio questa scelta provoca forti divisioni nella comunità. In questo caso io chiedo che sia giusto chiedere a quella persona ecco, che ha una responsabilità nella comunità e che è causa di divisione proprio perché non ha il vaccino, di fare un passo indietro e di sospendere il suo servizio fino a che passerà questo momento critico. Normalmente questo non avviene, però dovesse avvenire, il mio consiglio è questo. Un altro degli aspetti, poi abbandoniamo la pandemia, ma ovviamente mi preme con lei, così in questa chiacchierata, cercare di capire anche quelle che possono essere le ripercussioni di tipo sociale. Mi viene in mente una delle ripercussioni che secondo me stiamo vivendo in questo tempo è quello della solitudine, della crescente solitudine da parte delle persone. Appunto, ci ricordiamo il primo lockdown, pensavamo a poche settimane di chiusura, poi i tempi si sono allungati. Quanto è importante anche per la Chiesa recuperare il valore delle relazioni interpersonali? Ma la lettera che ho fatto nel 2020, nel settembre 2020, era proprio tutta intessuta su questo, a partire dal fatto e dalla constatazione che ciò che maggiormente era stato penalizzato dalla pandemia del virus erano le relazioni. Ponevo al centro della riflessione proprio questo recupero, questo ritessere in qualsiasi forma le relazioni, a volte con una semplice telefonata, a volte con una lettera, a volte in altre forme che la fantasia suggerisce, ma l'importanza è proprio quella di ritessere le relazioni, recuperarle, specialmente per alcune persone.
penso alle persone sole, le persone anziane che abitano e che vivono da sole, oppure le persone che vivono nelle case di riposo, che sono quelle maggiormente esposte per la loro fragilità e sono state maggiormente colpite anche non solo dal virus ma anche dalla morte di tanti ospiti delle case di riposo, trovare il modo di far giungere loro un messaggio, un video, a volte una telefonata o altro. Dopo, certo, si può fare quello, si può giungere a quello che si può fare, l'impossibile supera le nostre forze, però io credo che lo spazio per migliorare o per trovare queste relazioni ci sia. Parliamo di informazione. L'informazione gioca un ruolo importante, determinante anche in questo periodo. Informazione che in questi 2 anni si è concentrata sulla pandemia, forse perdendo di vista magari altre problematiche che comunque ci sono all'interno della nostra società e all'interno del nostro mondo. Papa Francesco ogni tanto prova a come dire, riportare agli onori della cronaca determinate problematiche, recandosi anche in alcuni luoghi significativi e cerca di puntare l'attenzione verso gli ultimi. Però l'impresa non sembra facile. Secondo lei come si può uscire, diciamo, da questa problematica? Ma io penso anzitutto che quando una persona è colpita da alcune situazioni che mettono a rischio la propria salute, il proprio benessere fisico, i dati fondamentali della sua vita, è anche comprensibile che altri argomenti passino in secondo ordine. Quindi non c'è da meravigliarsi che alcune situazioni vengano emarginate dall'attenzione e dalla comunicazione. Questo è un dato di fatto, partiamo realisticamente da questo. Quindi non è sempre questione di cattiveria o di disinteresse o di egoismo, è questione a volte proprio istintiva. Ecco, detto questo però è giusto anche dire, ma noi non possiamo disinteressarci di fatti, di fenomeni, di sofferenze, di problemi che interessano tante persone, magari non noi immediatamente, però tante altre persone e che alla lunga e indirettamente possono coinvolgere anche noi. Ecco, quello che fa il Papa mi pare che sia per certi aspetti un esempio, ponendo dei fatti. Io credo che chi può farlo, coinvolge anche il vescovo, indubbiamente. Alcune fatti, per esempio, io adesso sono andato a visitare parecchie case RSA, non è che questo sia diventato oggetto di notizia nei giornali, telegiornali, però certamente si diffonde, qualcuno ne viene a conoscenza, sono dei fatti. E potrebbero essercene anche altri, ma penso che un ruolo positivo possano svolgerlo gli organi di informazione, sia cartacei che social, diciamo, attraverso l'internet, della comunità cristiana. L'Avvenire, per esempio, è esemplare su questo, il giornale Avvenire, ma anche la nostra semplice povera Azione, il giornale diocesano, apre continuamente queste attenzioni e così pure ho l'impressione che lo faccia anche la Tenda TV e così. Quindi secondo me è un compito su cui misurarsi quotidianamente, cercando proprio di non essere fagocitati dalla problematica immediata che c'è, che certamente preoccupa, ma non può diventare l'unico problema, se no diventa un'ossessione che non lascia spazio per altro. Continuiamo a stare in un ambito sovradiocesano, poi ci torniamo ovviamente in diocesi. Se dovessimo dare uno sguardo,
la sua opinione sulla situazione così generale del nostro paese. Come giudica l'operato dei nostri governanti? Penso a Roma, insomma, al Presidente del Consiglio, eccetera. Le scelte fatte anche in questo periodo di emergenza, secondo lei, hanno intrapreso la strada giusta? Adesso anche a livello economico ci sono molti soldi che sembrano arrivare, poi bisognerà vedere effettivamente come verranno impiegati. Secondo lei come si sta lavorando anche in queste macro realtà? Beh, non è che io abbia una grande conoscenza o grande competenza, quindi credo di esprimermi come tante persone che hanno notizie, quelle che leggono sui giornali, che vedono i telegiornali o altre impressioni che si fanno vivendo. Beh, l'impressione di questo governo, e a partire dal capo del governo, che sottolineo proprio in questi giorni anche da autorevoli fonti internazionali, ha avuto, non so se siano disinteressate o interessate, non so, però ha avuto dei plausi e dei riconoscimenti sorprendenti come sì, non ce li ricordiamo, a memoria non ce li ricordiamo per altre persone. No, esattamente, proprio anche da organi sì, statunitensi o comunque inglesi o statunitensi. Ecco, io ritengo che sia stata una scelta buona, positiva, certamente, perché mettere d'accordo e riuscire, nonostante le difficoltà, a fare un governo con forze che fino a poco tempo fa si biasimavano reciprocamente, credo che già questa sia un'impresa. Ecco, scelte dal punto di vista anche di riforma, sentivo che gli obiettivi, 51 obiettivi che il governo si era posto per essere in regola con i sovvenzionamenti che venivano dall'Europa, sono stati raggiunti. Ecco, io non sono in grado di poter dire sì o no, però se questo mi pare di poter fidarmi, vuol dire rendo merito a questa operatività. Quello che mi preoccupa è il risorgere dopo il primo periodo drammatico in cui il Presidente della Repubblica è ricorso a Mario Draghi come soluzione o risorsa per il momento difficile che stavamo vivendo. Quello che mi preoccupa è il risorgere di individualismi reciprocamente contrari tra forze politiche, tra partiti. Questo mi pare che sia una cosa che mi preoccupa grandemente, perché adesso il prossimo obiettivo, quello del Presidente della Repubblica, si presenta davvero un momento molto difficile. Ostico. Ecco, e questo risorgere di personalismi, di individualismi, di parzialità tra partiti, credo che non sia proprio promettente, non sia proprio una cosa che io spero che prevalga il buon senso, che tenendo conto che stiamo in un momento difficile non si faccia come i capponi di Renzo nel romanzo Promessi Sposi, che già in una situazione estremamente precaria perché erano tenuti per le zampe e con le gambe in giù, non trovavano nulla di meglio che beccarsi reciprocamente, indicare la sciocchezza che a volte può capitare tra noi uomini e tra noi gruppi. Ecco, quindi spero proprio che questo. Tra l'altro, una preoccupazione espressa anche ieri nella intervista di Draghi, in alcuni suoi passaggi, questa grande quantità di soldi che viene impiegata e dovrebbe venire impiegata per il bene, per il recupero anche dell'economia, certamente fa gola a molte persone che di giustizia e di onestà non ne sanno molto, però ne sanno molto di sotterfugio, di imbrogli, per cui questo è davvero una cosa che mi fa paura e io spero ardentemente che ci siano dei controlli, per cui ci sarà certo qualche furbastro che tenterà di farla franca o di approfittare di questo credo che sia quasi inevitabile che ci siano questi tentativi, ma spero che ci siano degli organismi che vigilano e riescono a bloccare questi tentativi. Ne va per il bene di tutti, ne va per il bene dell'Italia certo. E di singoli italiani, quindi è una speranza che io proprio esprimo.
con tutto il cuore. Torniamo in ambito territoriale. Che rapporto ha con gli amministratori, con i sindaci del nostro territorio, del territorio della diocesi, che ricordiamo essere molto esteso e avere anche tanti comuni, anche grossi al suo interno? Beh, personalmente ho un buon rapporto, non è che li conosca tutti a fondo certamente, ma quando ci incontriamo, quando ci conosciamo abbiamo un rapporto buono, cordiale. Ecco. I primi anni del mio episcopato ho fatto anche per alcuni anni degli incontri con gli amministratori. Poi la formula si era un po' logorata, c'è cominciato la visita pastorale, ho incontrato in ogni forania anche gli amministratori e ecco, poi questo non devo francamente dire, non ho più tenuto questo contatto così di gruppo, se no invece i contatti personali che di volta in volta potevano avvenire. Beh, l'impressione che io ho è di persone volonterose, di persone direi nella totalità serie, impegnate anche per il bene comune del loro territorio. Poi c'è chi è più capace, chi è meno capace, ma questo fa parte della normalità della situazione. Ecco, io ho l'impressione che la realtà politica, diciamo, a livello di base, comuni, provincia, specialmente comuni, sia una realtà sana, almeno dalle nostre parti, non sia una realtà sana, proprio perché più vicina alla gente, più controllata dalla gente, più in contatto con le persone, quindi con l'approvazione o la disapprovazione. Quindi direi, quando li ho incontrati, e poi puoi condividere di più una scelta rispetto a un'altra, ma questo fa parte della normalità. Ma come accenno, in genere persone sane, ecco, questo ho osservato, anche con persone con valori che tutto sommato si riferiscono alla dottrina sociale cristiana, non siamo molto lontani. In questo senso io ho sempre espresso a loro la mia riconoscenza e il mio apprezzamento per il servizio che svolgono, che non sempre è un servizio facile, specialmente con la complessità della situazione, della legislazione, della burocrazia che a volte un po' tarpa le ali anche dei migliori desideri, però gente a cui esprimere riconoscenza e apprezzamento. Sì, credo che in questo momento sia molto più facile fare il parlamentare o così, perché si è lontani dal popolo, insomma, sì. ecco. Invece il sindaco... La vicinanza del popolo in qualche modo obbliga e misura anche le espressioni, le modalità di gestire la politica. Lei da settembre fa parte della Commissione per la dottrina della fede e la catechesi. Riguardo alla catechesi mi vengono in mente i giovani. Si parla sempre troppo poco dei giovani, sia in ambito sociale ma forse anche in ambito nella Chiesa. Come si può intervenire con i giovani? Posto che la domanda so già che non ha delle risposte chiare e certe. Sì, è una domanda estremamente complessa e delicata, però ci sono delle strade, io credo, per entrare in contatto con i giovani. Beh, io per esempio apprezzo e incoraggio sempre e cito un contatto con il mondo giovanile che viene normalmente quasi dimenticato, ed è quello attraverso la scuola. Noi abbiamo ancora un buon numero di giovani, di ragazzi giovani fino alle ultime classi, che si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica. In alcune classi sono pochi, perché magari sono tanti stranieri, eccetera, ma in altre classi sono un bel numero. Io credo che questo sia un modo per mantenere il contatto. Credo che degli insegnanti di religione cattolica, che sono praticamente tutti laici, e sono mediamente molto ben preparati e bravi, io credo che possono davvero mantenere un contatto l'insegnamento della religione cattolica non è catechesi, però è una proposta culturale cristianamente ispirata e che
porta i dati e gli elementi oggettivi dell'esperienza religiosa cristiana, che ha segnato certamente la cultura, e questo può diventare un canale per il contatto. Peraltro fuori della scuola, perché non si può lasciare tutta la scuola, però non dimentichiamo che c'è questo contatto, è un contatto da valorizzare. Fuori dalla scuola, nella realtà pastorale, io credo che molto, ormai sempre di più, dipenda dalle realtà di laici e di laiche che attraverso la loro presenza e la loro testimonianza entrano in contatto con i giovani. Io dico sempre, i migliori evangelizzatori dei giovani sono ugualmente dei giovani, magari di qualche anno più anziani, ma che hanno il coraggio di diventare provocazione, proposta. Certo, non dimentichiamo poi la presenza di sacerdoti e di preti, specialmente di preti giovani, che hanno anche una maggior possibilità, proprio data l'età, di entrare in contatto, ma sappiamo bene quanto fatica fanno i nostri preti, anche per il numero molto ridotto, a imbastire una pastorale giovanile. Io credo che sempre di più i preti dovranno animare e sostenere altri animatori, educatori che diventano capaci di una proposta, di una chiamata, ecco, e anche proprio di un percorso di aiuto per questi giovani a incontrare il Vangelo di Gesù, a incontrare l'esperienza religiosa. Qualche mese fa, in occasione della giornata per la salvaguardia del creato, lei ha inviato un messaggio, come fa di tante altre volte, che faceva riferimento alle produzioni agricole del nostro territorio e un riferimento anche a evitare la monocultura, diciamo così. Si è scatenato un vespaio, è stata rilanciata sui giornali, lei ha ricevuto anche degli attacchi social, ovviamente da chi ha visto attaccato il nostro caro Prosecco. Allora, a distanza di mesi, intanto riscriverebbe la stessa lettera, così come l'ha scritta. Si è fatto un'idea di chi ha attaccato quel suo pensiero, vuole riassumercelo proprio in pochissime parole? Ma io credo che scriverei le stesse righe, né più né meno, anche perché la prima battuta che mi viene, la stragrande maggioranza, direi il 98% delle critiche che ho ricevuto sono critiche di persone che non avevano letto minimamente quella lettera, che tra l'altro non era neanche molto lunga. Se l'avessero letta probabilmente si sarebbero risparmiati anche quelle lettere. Hanno letto i titoli dei giornali che, come al solito, enfatizzano degli aspetti dimenticandone degli altri. No, io scriverei tranquillamente quella lettera, che era anche un po' eccezionale e nasceva da alcune considerazioni. Nasceva dal fatto che eravamo all'inizio del mese di settembre, tradizionalmente dedicato alla cura del creato, ma eravamo alla vigilia della settimana sociale dei cattolici italiani, che era proprio sulla difesa dell'ambiente e sui temi della Laudato Si. E tra l'altro eravamo a 5 anni dalla pubblicazione della Laudato Si e, se vogliamo aggiungere, eravamo stati accusati, tra virgolette, a più riprese, da interventi apparsi anche sul settimanale diocesano, di essere completamente silenziosi riguardo a questo problema. Che non prendere una posizione. Che non prendere una posizione, eccetera. Ecco. Allora, l'intervento che abbiamo fatto era un intervento che non intendeva assolutamente squalificare né il Prosecco né i trattamenti anche di produzione chimica per produrlo. Nessuno ha mai, nella lettera non c'è assolutamente un'esaltazione o un'affermazione del biologico, che io ritengo francamente, da contadino in origine, ritengo che non sia
producibile, praticabile come alcuni. Ecco. Però quello che noi chiedevamo è proprio quello di dire, beh, c'è un uso misurato, sobrio, ecco, non un abuso, ma un uso moderato e giusto anche di elementi di concimazione o di fitofarmaci, primo, e secondo un non esagerare nel piantare dappertutto alcuni prodotti perché rendono, quindi un no alla monocultura. Questo è quello che, tra l'altro, perché è stato accusato, una delle accuse più grosse, più insistenti, di dire ma voi avete viti, voi la diocesi, la curia, no, che non è né la curia né la diocesi, ma l'Istituto Sostentamento del Clero, che gestisce delle campagne, perché ha raccolto tutte le proprietà che erano destinate al sostentamento dei preti, le ha raccolte e ha utilizzato questo impegno, questo investimento sull'agricoltura, e quello che noi facciamo, cioè sugli ettari, sul terreno che noi abbiamo solo il 17% viene coltivato a vite, l'83% viene coltivato ad altri prodotti, prodotti seminativi, boschi, prato, noceti, ecco, quindi e così pure il discorso anche dell'uso dei fitofarmaci è un uso che noi facciamo, ma è un uso accompagnato da altre attenzioni che sono più attente alla cultura. Quindi quella lettera chiede qualcosa che è possibile fare, chiede qualcosa che noi stessi, Istituto Sostentamento del Clero, facciamo. Quindi non chiediamo nulla di rivoluzionario, è perfettamente condivisibile, infatti chi l'ha letta l'ha condivisa al 100%, quindi non solo la scriverei, ma dico leggetela. Conferma. Le chiedo di darmi risposte più veloci perché altrimenti il tempo a nostra disposizione scorre. Un'altra problematica che è stata riscontrata anche recentemente in questi ultimi mesi, il tema del lavoro. Ci sono delle aziende in diocesi, anche grandi aziende in difficoltà, che rischiano di lasciare a casa i lavoratori, con le conseguenze anche per le famiglie. L'abbiamo vista in piazza qualche settimana fa. Sì, è una situazione un po' contraddittoria. Ci sono delle aziende che cercano disperatamente manodopera. In questo momento c'è una ricerca spasmodica di manodopera, magari manodopera o qualificata, ma anche manodopera non qualificata. Semplice. Bisogno di manodopera. Tant'è vero che un signore qualche giorno fa mi diceva c'è una facilità enorme di trovare posti, basta volerlo. Ci sono invece delle aziende storiche che, tra l'altro, paradossalmente sono sane e hanno ordinativi, che invece rischiano di chiudere per dei giochi di mercato e per delle scelte politiche che sono decisamente poco condivisibili. Proprio per questo allora ci siamo anche impegnati per la ceramica dolomite, no? La Ideal Standard, ma che adesso dovrebbe diventare di nuovo ceramica dolomite, e per la ACC di Mel, a scendere anche in piazza insieme agli operai, insieme alle maestranze, per dire no, non è giusto, e qui bisogna difenderle. Ecco, il motivo è questo. Ma c'è questa strana situazione. Allora, ci avviciniamo verso il messaggio per il Natale, però le chiedo intanto, lei ha un'agenda sempre molto fitta, allora in tanti si chiedono come faccia a riuscire a conciliare tutti gli impegni. La nostra diocesi è molto lunga, lei riesce ad essere la mattina a Trichiana, il pomeriggio nella parte bassa della diocesi, come fa a star dietro a questa mole di impegni? Beh, non esagererei, perché sì, tutto sommato, se devo essere a Trichiana e poi giù a San Giorgio, mi preoccupo per il codice per la patente. E a San Giorgio la sera, no, grazie al cielo. Beh, io sono ancora una persona abbastanza attiva e quindi non mi tiro indietro anche nel lavoro e negli spostamenti, quindi non ho difficoltà, ma vi posso assicurare che la mia agenda è tutto sommato meno carica di
dell'agenda di qualche parroco che ha funerali, matrimoni, eccetera. Ecco, però voglio dire, sì, ce la faccio e credo sia giusto anche non tirarmi indietro, anche perché se chiedo ai miei collaboratori di dedicarsi, non posso certamente tirarmi indietro io. Quello che posso fare lo faccio, ecco. Ma non, ecco, vorrei prendere distanze da una eccessiva, sì, da farmi un eroe. Invece, allora, diciamo che la residenza vescovile di Vittorio Veneto credo che sia una delle più ambite del circondario, però dà adito anche a qualche malelingua, magari in qualche così, osteria, così. Ogni tanto si sente dire cosa volete che ne sappia il vescovo che è lassù nel suo castello? Lei come risponde a queste malelingue? Ma io rispondo... Che intanto la vista ce l'ha lei dalla finestra, Io rispondo, impagabile. sì, quello sì, certamente, ma a parte quello è una casa vecchia e grande, per cui non è che sia molto comoda da quel punto di vista, ma risponderei io anzitutto con una battuta. Qualcuno mi ha detto, ma perché non fa anche lei come il Papa va a scendere? Ho detto, guarda, è vero, potrei farlo, ma dovrei mantenere due case, perché lassù cosa potrei farne? Venderla agli sceicchi arabi? No, perché c'è una casa di spiritualità, quindi dovrei mantenere quella casa lì e dovrei mantenere anche una casa giù. E allora dico, vede che spenderei il doppio, a meno che lei non sia di quelli che pur di dare l'impressione di essere poveri non vada a spese. Si è un po' risentito di questa mia risposta, però è una risposta molto vera. Cioè, quella casa, quell'abitazione da 1600 anni dimora del vescovo, è stata vescovile, requisita dallo Stato per un certo numero di anni, ricomprata dal vescovo Brandolini, ma io non mi sento di essere il vescovo che la molla, la lascia lì deserta o disabitata. Vabbè, comunque questo. Ma come posso? Innanzitutto io mi muovo molto, proprio quello che hai detto, e quindi visito non solo parrocchie, ma anche realtà, persone, e poi io veramente incontro tante persone. Non è che quelle che appaiono nell'agenda del vescovo, quelli sono impegni ufficiali, ma persone che vengono, che chiedono di parlare, che chiedono, sono veramente molte, quindi io ho mi pare una conoscenza tutto sommato anche abbastanza efficace e obiettiva della situazione della nostra diocesi. Il prossimo 26 gennaio ricorre il suo ingresso a Vittorio Veneto 14 anni fa. 2008, 26 gennaio 2008, io mi ricordo bene quella data lì perché la Tenda TV è nata praticamente un mese prima e quindi compiamo gli anni più o meno nello stesso periodo. Che cosa ricorda di quel giorno, il giorno in cui ha fatto il suo ingresso in diocesi, e come è cambiata, anche se vogliamo in estrema sintesi, la diocesi in questi anni? Io ricordo come una giornata molto, molto bella e proprio cara nella mia memoria, l'accoglienza, la scelta anche di essere ordinato qui a Vittorio Veneto, che si è stata ricordata qualche giorno fa. Abbiamo fatto un incontro della nostra diocesi, dei vescovi della nostra regione, con il nunzio in Italia che ha voluto conoscere, e una delle cose che ha detto ha raccomandato che i vescovi che vengono ordinati sia bene che vengano ordinati nella diocesi dove vanno a fare poi i vescovi. E ho detto, guarda, io già fatto. già fatto. Già fatto. Comunque ricordo molto bene. Com'è cambiata? Non mi è facile dire di questo. Certo, quello che noto è il procedere di quella mentalità, di quella cultura secolarizzata in cui siamo immersi. Mano a mano che le persone anziane vengono meno, che generazioni di giovani diventano genitori, eccetera, e quindi anche le nuove generazioni, si nota sempre più un distanziamento, magari non nell'intenzione profonda, ma nell'effetto pratico dai valori della tradizione cristiana. Questo è un fatto che noto sempre di più.
e quindi anche la questione del mondo giovanile, come mi accennava lei, è molto debitrice di questo distanziamento dalla tradizione cristiana, dalla pratica religiosa, dal sentire cristiano. Ecco, questa è ecco, nello stesso tempo noto che c'è anche delle persone che ci tengono che invece questa fede cristiana, questa tradizione cristiana non solo rimanga, ma venga riscoperta. Quindi sono delle persone che camminano e approfondiscono la loro fede. Quindi abbiamo l'una e l'altra esperienza. In questo senso qui non sarei in grado di dare percentuali, ma noto che c'è questo progressivo distanziarsi di presenze, di modi di vivere la propria vita, gli uni segnati da una cultura, diciamo, secolarizzata, in cui Dio è ai margini, l'altra invece che riscopre la centralità di Dio. Questo credo che sia una realtà che non riguarda solo la nostra diocesi, ma un po' tutta l'Italia. Siamo arrivati al termine. Le chiedo ovviamente di darci il suo augurio di Natale, il suo messaggio di Natale, però prima che cos'è per lei il Natale e se ha qualche ricordo legato alla sua infanzia, magari il Natale di qualche anno fa. Ma per me il Natale, lo scrivevo anche sull'azione, a partire da una frase che mi ha colpito in questi giorni, tratta del profeta Isaia, che diceva: tu hai creato la terra, non l'hai creata come orrida regione, ma l'hai creata perché fosse abitata. Il Natale è l'impegno che Dio stesso si è preso di rendere abitabile la nostra terra, le nostre relazioni. Facendosi uomo, Dio ha voluto dire: la terra non è un'orrida regione. No, in alcuni momenti può sembrare che lo sia per tanti motivi. No, non è un'orrida regione, è una terra abitabile e abitata, abitabile da persone che si relazionano in modo positivo fra di loro, per dirla con l'espressione della fede cristiana, da persone che si riconoscono figli di un padre che è Dio e fratelli. Ecco, questo è il Natale. Dio si è fatto carne per rendere abitabile e ben abitata la terra e per insegnarci a renderla abitata, per renderla davvero quella terra abitata che Lui ha desiderato. Ricordi del mio Natale, io lo ricordo quando ero cappellano nella parrocchia di San Martino di Lupari, che è stato uno dei periodi più belli della mia vita, e il Natale era l'incontro con le varie celebrazioni liturgiche in cui c'era un sterminato numero di persone, in cui la celebrazione finiva con il canto di una melodia, di una pastorela, veniva chiamata così, con un L solo finale in dialetto, che era mezza italiana, mezza dialettale, era struggente nella melodia e anche nelle parole. E la cantavamo, perché la cantavo imparata anch'io, ma loro la sapevano a memoria, la cantavano a squarciagola, tutti, dal più piccolo al più grande. Era una cosa da far venire i brividi e proprio la commozione. Era una cosa molto bella, sentire questo popolo intero che cantava così la propria fede del mistero semplice del Natale, eppure il mistero dell'amore di Dio. È stato fra i ricordi che mi sono rimasti più cari per esprimere il senso con cui il popolo di Dio vive questa grande festa. Facciamo ora gli auguri quindi ai nostri telespettatori, a chi ci sta seguendo, a tutti i suoi fedeli della diocesi di Vittorio Veneto. Bene, allora proprio dopo tutta questa lunga chiacchierata molto simpatica, anche in cui forse mi sono prolungato un pochettino così, visto la familiarità l'abbiamo messa a suo agio col caminetto. Ecco, rivolgo a tutti voi, cari telespettatori, ma al di là e attraverso di voi, a tutti i fedeli della nostra diocesi, per fare proprio questo augurio di un santo e sereno Natale.
Il Natale è sempre stato sentito come un momento di pace, come un momento di consolazione, non tanto per addormentarci e dimenticare le nostre, ma per affrontare i problemi, le tribolazioni, le prove che non spariscono, lo sappiamo bene che purtroppo non spariscono, ma affrontarle con serenità, con coraggio, con la forza che ci viene dal sapere che il Signore ci è vicino. Il Natale è questo, il Signore è venuto a condividere la nostra vita, le nostre gioie, le nostre sofferenze, per aiutarle a vivere in comunione con Lui. Ecco, chiediamo proprio questa grazia, e l'augurio che io faccio a tutti voi è proprio questo, che possiate sentire questa vicinanza fedele e misericordiosa del Signore, che vi aiuta a vivere gioie e dolori, letizie e tribolazioni, a vivere con serenità, la serenità di chi si sa accompagnato e tenuto per mano dall'amore del Signore. Eccellenza, io la ringrazio per essere venuto qui nei nostri studi. Ancora una volta i migliori auguri di buon Natale a lei e a tutti quelli anche che ovviamente fanno parte anche degli uffici, della diocesi, tutti quanti, nessuno escluso. Il caminetto è qui a sua disposizione, quando vuole tornare ovviamente le porte sono aperte. Noi proseguiamo col cammino di questa trasmissione Natale con noi, una breve pausa, ci ritroviamo più tardi.